Stamattina comincio visitando una tomba, la tomba dei giganti Pascaredda. Allora, dormire in macchina è veramente terribile. Ora nostalgia del mio camperino parcheggiato qua, sdraiato, c'è secchia della monnezza, c'è una bella postazione, un bel parcheggio. Qui c'è pure un sentiero che porta a non so dove, perché c'è il cartello ma non c'è scritto dove. Chissà se forse porta a Monte Bandera. E qui c'è pure un cartello che racconta il sughero. Aspetta, mi levo. Il sughero dice che è la regina del bosco foresta sardo e la peculiarità di questa quercia è la corteccia, che è spessa e l'adatta a proteggersi, che ne so, da offese esterne, qui dice in particolare contro il fuoco. Poi praticamente dice che è una pelle morta, una parte legnosa della pianta, che loro la decorticano e questo avviene senza causare danni nelle piante che hanno almeno 25 anni di età. E dopo che hanno fatto la prima decorticata dice che si aspetta perlomeno un decennio dalla seconda decorticatura. Il sentierino che hanno fatto è molto carino, qui hanno abbattuto tutto, hanno fatto questa base con la pietra di granito, poi c'è questo ponticello in legno, sperando di non scivolare perché ha piovuto fino a poco fa. Poi laggiù, oddio, laggiù in lontananza si vede pure l'Imbara. E qui tutto intorno è pieno di querce da sughero. A Calangianus c'è il museo del sughero. Ora a Pomezia abbiamo una sugheriera, non la lavorano, un piccolo patrimonio del comune di Pomezia. Il sentiero segue. Effettivamente, da come dice il cartello, è tutto molto ben conservato. Leggendo sul libro, le tombe erano così perché erano comuni, era più di un loculo, un po' come gli Etruschi che facevano le tombe con le camere e mettevano più di una persona. E qui è carino questo sito, questa tomba dei giganti, con l'entrata così. Chissà, c'è quel buco, ma penso che la pietra è stata posta poi dopo a chiusura. E qui invece si può vedere proprio tutto come è rialzato, no? Qui c'è questa entrata, o magari è stato tolto un mazzo, chissà. Bello, è figo. Qui siamo davanti all'entrata, tomba dei giganti Pascaredda. Qua sono 10 minuti di cammino, 500 metri.
quello che diciamo chiama un po' l'attenzione, mi chiama l'attenzione a me, venendo fino qua, è vedere i resti dell'incendio che c'è stato, presumo ad agosto, perché al telegiornale lo vedevo, non ricordavo fosse qui nelle vicinanze di Tempio, però c'è ancora l'odore di bruciato, di queste sughere nere, praticamente nere, perché l'incendio qui ha fatto bei danni, laggiù pure ci sono alberi bruciati ed è un peccato perché non è mai bello vedere una cosa del genere. Ora non so, presumo che l'incendio è stato doloso, anche dicevano questo per i giornali. Però. Poi c'è tutto lo sfondo laggiù dell'Ibara, del Monte Bandera pure. Bene, basta la pena fare sto giro. Sono all'interno del museo della Vagadora, no, a Babbadora poi lo chiamano qua. E non è solo dedicato a questa donna, che stavo leggendo, qua ci sono dei fogli che... Prego, prego, io sto facendo una ripresa per me. Che qua ci sono i fogli in varie lingue, dove ti raccontano un pochettino chi era questa donna. E qua siamo nel museo etnografico. E qui ci sono in inglese, in francese, in tedesco, in spagnolo, è veramente ben fatto. E siamo più o meno ambientati nell'Ottocento. Questa era la cantina, e qua invece gli strumenti per coltivare la terra. L'ombrello lassù pieno di toppe. Poi di qua invece vado verso la stanza, solo che c'è un po' di gente, quindi aspetto un attimino. Questo era il carrettino, si sente ancora il profumo del vino qua. Allora, poi è curioso perché, tra virgolette, non c'è una biglietteria, non è che paghi proprio l'entrata. C'è il responsabile, il signore fuori, Pier Giacomo, che dice: tu fai la visita, se ti piace dai qualcosa. E come fa? Ora aspetto un attimino che escono dalla stanza, così entro di là. Queste magari chissà se erano trappole per i topi, o forse no. Boh, i campanacci, il calderone. È stato ben ricostruito, eh? Qua sopra le zappette, questa bicicletta. Ah, vedi, questi per marchiare gli animali con il fuoco. Oh, è incredibile comunque. Beh, veramente bene. Adesso vado su, vado a vedere la stanza. Qui mi dirigo verso la stanza. C'è anche questo ricordo a chi è stato il capo del governo, e la persona civile non sputa in terra e non bestemmia. Beh, prima di andare nella stanza dove c'è la Vagadora, faccio un giro qua sopra, c'è meno gente, qui dove filavano. E
qui dove lavoravano il sughero. Carino, molto interessante. Ora scendo giù, aspetto che le altre persone magari escono. Questa qui è più o meno una casa dell'800. Così parlando con Pier Giacomo il responsabile mi ha detto che più o meno tutto risale all'800. Tutto ben conservato, i gnocchetti sardi. Ora vado a vedere la stanza da letto con la pappadora. Sono all'interno della stanza dove c'era stato la bagalora. Però come su tutti i piani, ogni stanza fanno vedere tutti i mestieri, pure la luce, e questa camera ne racconta le cose, vestiti, porcellane, drappi, i vicini della cassa ci facevano le munizioni, cazzolaie. E questa qui è la bagadora con il letto, la foto dei coniugi, uno sposalizio con i costumi sardi, qua tutti i vestitini, le culle, è impressionante come cosa. Usavano la pelle della volpe come tappetino per scendere dal letto, i mutandoni. La nostra veramente ben fatta, sì, vale la pena visitare. Va bene, qui termina per me la visita, anche perché la batteria è scarica. Ci vediamo dopo.